Buongiorno a tutti e auguri a tutte le mamme. Le mamme in sala, le mamme sul web. Le donne sono importanti ed erano importanti anche per il Signore Gesù. Sappiamo bene che importanza ha dato alle donne. Grazie di esistere. Iniziamo questo culto con il capitolo 16 di Prima Cronache, versetto 29. Potete vedere anche sullo schermo. Date al Signore la gloria dovuta a che cosa? Al suo nome. Portategli offerte e venite dove? In sua presenza. Quindi siamo in sua presenza. Prostratevi davanti al Signore. Vestitevi di sacri ornamenti. A un certo punto di questo versetto dice: portategli offerte e venite in sua presenza. Non serve solo essere presenti, ma portare oggi un'offerta al Signore, un'offerta di lode al Signore. Qual è la tua offerta al Signore oggi? Alziamo le mani al Signore, alziamo le mani al Re dei Re. Facciamolo in piedi questo canto. Alzo le mani al Re dei Re, al gran io son, io canto a te, perché sei tu che regni nel mio cuore. E nessun Dio straniero avrò, e né cerco altri tesori, e solo tu sei il mio destino, la tua potenza invoco. E dal tuo nome la mia lode offrirò. Alziamo le mani al Signore. Alzo le mani al Re dei Re, al gran io son, io canto a te, perché sei tu che regni nel mio cuore, e nessun Dio straniero avrò, e né cerco altri tesori, e solo tu sei il mio destino, la tua potenza invoco, e dal tuo nome la mia lode offrirò. Sì, Signore. Sì, Signore Padre. La mia lode offrirò, la nostra lode offriremo. Alziamo le mani a te, Signore, al Re dei Re. Signore, nessun Dio straniero avrò, è vero, Signore, perché tu sei il Dio nostro e non esistono altri al di fuori di te.
Non esistono, Signore, dei. Tu sei l'unico Dio, l'unico che si è compiaciuto su questa terra, che conosci le nostre debolezze. E noi vogliamo renderti grazie anche per questa pioggia, Signore. Anche se questo cielo è grigio, ma ne avevamo bisogno. Grazie a te, Signore, grazie per quest'acqua. Avevamo bisogno, Signore. Benedici questo culto, qualsiasi parola, Signore, proferiremo, qualsiasi canto canteremo, sia alla tua lode. Amen. Restando in Prima Cronache, capitolo 16, andiamo al versetto 8 e leggiamo tante cose, tante ricchezze, tanti tesori, si parlava di tesori. Lodate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere le sue gesta fra i popoli, cantategli, salmeggiategli, meditate su tutte le sue meraviglie, meditate, scusatemi, gloriatevi del suo santo nome. Si rallegri il cuore di quelli che cercano il Signore. Cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Ricordatevi delle meraviglie che egli ha fatte, dei suoi miracoli, dei suoi giudizi, della sua bocca. O voi discendenza di Israele, suo servo, figlio di Giacobbe, suoi eletti, egli è il Signore, è il nostro Dio. I suoi giudizi si impongono su tutta la terra. Ricordatevi per sempre del suo patto, della sua parola da lui data per 1000 generazioni, del patto che fece con Abramo, del suo giuramento fatto a Isacco e che confermò a Giacobbe con uno statuto, a Israele come un patto eterno, e dicendo: a te darò il paese di Canaan come tua parte di eredità. Non erano allora che poca gente, pochissimi stranieri nel paese, e andavano da una nazione all'altra, da un regno a un altro popolo. Egli non permise però a nessuno di opprimerli, anzi castigò dei re per amor loro, dicendo: non toccate i miei unti e non fate male ai miei profeti. Amen. Guardate quanti imperativi. Lodate, invocate, meditate, gloriatevi. Perché siamo qui? Amen. Meditate, dobbiamo ricordare, ammirare le sue meraviglie. E poi ancora cercate il Signore. E che cosa è? La sua forza. Cercate sempre il suo volto, è una continua ricerca. Non si ferma oggi la ricerca, continua domani, dopodomani, eccetera, eccetera. E ricordatevi di cosa? Delle sue meraviglie che ha fatto. E poi ancora si parla di tutte le promesse che il Signore ha fatto ma ha portato a termine, e quindi se ha portato a termine quelle promesse porterà a termine anche quelle che ha fatto oggi per noi. Egli non permise, e questa è la parte più bella, di opprimerli. Non toccate i miei unti, nessuno toccherà i suoi unti, amen. Non fate male ai miei profeti, alleluia. Dopo tutto questo ne possiamo solo che dire: Signore, tu sei degno di lode, tu sei degno di ogni cosa, amen. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei, Signore. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Santo, santo, santo è Dio l'Onnipotente,
che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a redere. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. La tua voce è come il tuono, splendi in maestà. Benedizione, onore, forza e potenza a te, che sei il santo, il solo Re. Santo, 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 è Dio l'Onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a redere. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Meraviglioso, sorprendente è il nome di Gesù, il pane della vita e l'acqua che disseta, un mistero sei per me. Santo, 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 è Dio l'Onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a redere, e tutto tu sei per me, ed io ti adoro. Santo, 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 è Dio l'Onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a redere. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Signore, ti ringraziamo perché noi siamo il risultato della vittoria di Cristo alla croce. Questa mattina nel nome suo veniamo davanti a te, portando le nostre offerte, portando la nostra gratitudine, portando anche, Signore, quelle vittorie che ci hai consentito di portare a terra, Signore, nella tua grazia. Siamo davanti a te anche nelle nostre debolezze, Signore. Sì. Queste debolezze devono essere rinforzate dalla fede, Signore. Aiutaci anche lì a lavorare, ma soprattutto questa mattina ti ringraziamo per la gioia di essere insieme come un popolo eletto e protetto da te, Signore, nel tempo e nella storia. Signore, grazie anche per la parola che possiamo ascoltare oggi, perché sarà una parola che rinfrancherà il nostro cuore, darà nuove sfide. Signore, grazie anche per il canto, per la musica, per le armonie, perché ci danno un'idea del cielo, un'idea di quello che tu vuoi realizzare quando i tempi saranno maturi. Intanto, Signore, ci godiamo questa giornata di gioia, di letizia davanti a te, tra di noi, nel nome di Gesù. Amen.
per le tue grandi benedizioni che ci dai ogni santo giorno. Grazie per il tuo aiuto, grazie che ci hai fatto diventare figli tuoi. Grazie anche che oggi sono riuscita a venire in chiesa con tutta la tua benedizione. Grazie che ci aiuti a camminare sempre nella retta via, senza mai cadere né a destra né a sinistra. L'asma ci modella, ci donaci la pace nel cuore, la tua santa pace. Grazie Padre Celeste per tutti i doni meravigliosi che tu ci elargisci. Prego per tutti i nostri ministri, per tutte le chiese che possono avere veramente un potentissimo risveglio, per quelli che dormono. Preghiamo anche per i perduti e i non credenti, anche quelli che sono in mancanza, in sofferenza, che sono perseguitati, che sono sotto la guerra. Aiutaci Signore ad avere un mondo migliore, perché solo tu con la tua benedizione. Nel nome potente di Dio Figlio Santo, Immacolato, ti prego. Amen. Amen. Grazie Signore per la tua potenza, per il tuo nome, Signore, ti ringraziamo per quello che sei e per quello che siamo noi attraverso te tramite il tuo Santo Spirito, Signore. Ti ringraziamo per aver donato il tuo unigenito Figlio per noi, Signore, perché tu da Dio ti sei umiliato, ti sei fatto uomo e sei venuto sulla terra per noi affinché per mezzo della fede, credendo, Signore, possiamo venire a te, Signore. Ci hai adottato come figli tuoi e questo è già un enorme privilegio. Ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che sei e per la tua potenza, per la tua gloria, per tutto quello che fai nella nostra vita, Signore. Ti ringraziamo e ti adoriamo, Signore. Ti ringraziamo per essere alla tua presenza oggi in chiesa insieme ai fratelli e ogni santo giorno, Signore, ogni minuto. Tu sei sempre con noi al nostro fianco. Ti ringraziamo e ti glorifichiamo per questo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. 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 Filippesi capitolo 4, versetto da 5 a 9, dice questo: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui e in qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Amen. Fate conoscere ogni cosa, preghiere, suppliche, siano oggetto dei vostri pensieri. È un invito a non tenervi le cose per voi, a non tacere in assemblea. Dopo che diremo al Signore, grande in forza, pensate a questi versetti e quindi dopo fate conoscere le vostre preghiere, le vostre suppliche, quello che è successo, le vostre testimonianze. Non tacete. Amen. Lodino gli angeli, lodi in cielo, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodino il mare e la terra qua giù, tutto lodi Dio.
tempo. Lodino gli angeli, lodi il cielo, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodino il mare e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion, e della terra il Re. Amen. Dopo una canzone così forte, come si fa a tacere? Come fate a non parlare, a dire qualcosa al Signore? La parola a voi. Cristian. Volevo semplicemente condividere cose successe nel lavoro questa settimana, che tante volte si pensa, anche se non succede niente, magari qualcosa viene fuori, no? Magari con dei comportamenti, con delle cose. E la problematica che io ho avuto, che ho purtroppo, però dal lavoro continuano a chiamarmi per sapere come va e come non va. E mai avrei pensato che quello che è successo ha fatto sì che sia i datori di lavoro che anche molti altri colleghi avevano iniziato a scrivermi delle cose che non me le aspettavo, ovvero dopo queste problematiche comunque si vai avanti, si fa le cose, tu è come... Io ho detto, il Signore che mi ha donato ciò, ok? E volevo semplicemente far sentire questa cosa perché mentre tu vivi la tua vita, se veramente continui ad andare avanti con i precetti del Signore e quant'altro, la gente lo vede. Lo vede in maniera pazzesca ed è stato anche bello perché mi hanno detto una frase divertente, no? Io è vero, sono un po' un confusionista, ok? Sì. Faccio confusioni. E loro mi hanno detto se ci fosse la possibilità di clonare l'entusiasmo lavorativo che hai, sarebbe da darne un po' a tutti e allora così si va avanti lo stesso, pur avendo problematiche oggettive. E questa cosa era, adesso magari per sorridere un po' insieme, ma era per dire continuare veramente coi precetti di Dio, perché li vedono. E questa è una cosa meravigliosa, no? Anche se tu vorresti andare a parlare o a fare, io, anche se sono un chiacchierone, ma andare a parlare delle cose del Signore così tanto per, non mi piace, è proprio, devo sentirmi bene, preparato e quant'altro, si parla del Re dei Re e di conseguenza non è che io prendo e vado a espletare il tutto, ma cercare di comportarmi in una maniera tale da far vedere quanto Dio invece è misericordioso con noi. Grazie, quindi Cristian. volevo semplicemente incoraggiare, se ci sono tante difficoltà, è vero, ricordate la mia solita frase, problemi ce ne sono a milioni, ma le soluzioni ce n'è il doppio. Quindi. Grazie, Cristian. Volevo ringraziare la Chiesa e i fratelli che hanno pregato per me. Durante l'operazione ho sentito che il vostro preghiere era abbastanza tranquillo, apparentemente, poi sempre chiaramente un'operazione come un'operazione, anche se l'infermiere infatti mi ha detto, boh, vi faccio una puntura di rilassante perché per la puntura nella spinale, nella schiena, no? Dice così la schiena è rilassata. Comunque è andato tutto bene, adesso sto un po' meglio rispetto ai primi giorni, quindi ringrazio tutti per le preghiere, soprattutto ringrazio il Signore per è stato sempre accanto a me in ogni momento, sapevo che c'erano dietro le preghiere dei fratelli, sapevo che Lui era accanto a me in ogni caso. Ho avuto anche l'opportunità di dare dei nuovi testamenti alle... Volevo farti questa domanda, infatti. No, non durante l'operazione, ma Sì, per non avevamo dubbi. prima nel pre-ricovero ho avuto occasione di lasciare alle infermiere, ai medici, e infatti non ho parlato chissà che, io solo... Non ci crediamo. No, mi hanno detto sì, lo accetto volentieri, tutti lo accetto volentieri. E quando sono tornato prima dell'operazione ce l'aveva lì sulla scrivania il Nuovo Testamento bianco. Amen. Che lo legga, poi il Signore farà l'opera.
Continuiamo a pregare comunque anche per Vito e tutti i fratelli che hanno distribuito Nuovi Testamenti nella donata degli Alpini, quindi c'è stata una bella opportunità anche lì. Capiamo che la parola di Dio non torna vuota, porta sempre frutto, o porta rifiuto o porta qualcuno che lo accetta e viene liberato. Le preghiere sono molto importanti, come hai detto prima tu. Guarda che preghiere e ringraziamento E suppliche. in ogni momento. In ogni momento. Amen. Speriamo di vedere una chiesa evangelica Alpini un giorno, no? Bene, se non ci sono altre testimonianze. No, io volevo ringraziare Ah, il Anita e Signore Davide, perché bene. veramente ieri ho avuto una bella sorpresa dalle mie due figlie. È un'emozione quando i figli ti dimostrano il loro affetto, le loro premure e questo ti colpisce sempre, no? Non posso mai avere i figli tutti insieme, ma quando li ho me ne voglio godere, insomma. Il Signore li benedica tanto. È emozionante. Poi volevo anche dire una cosa, abbiamo appena cantato tutto lode del Signore, lode di Dio, in quel senso là. Richiede Dio, andiamo quasi ogni giorno nel bosco per fare certe cose, però le cose recentemente che mi meraviglia Sì. è di sentire questi uccelli. Ovviamente in primavera, io ho appena provato, ho scaricato un'applicazione che diciamo tu lo fai sentire quando questi uccelli cantano e ti dici esattamente qual è. Diciamo una cosa fatta dal laboratorio delle Cornell University che sarebbe con ornitologia numero 1 nel mondo, mi dicono. Ora un amico laureato diciamo in Inghilterra che è ornitologo mi ha detto Davide con le Cornell è il migliore del mondo. E questo qui vi dice esattamente quando lo fa sentire, dice quale uccello è. È molto bello, però di sentire questi l'usignolo è una cosa che canta in un modo da favola. Poi si sente proprio il 1° maggio abbiamo sentito anche un cucco e cose del genere, che si sente quelle cose lì è favoloso. E come tutti questi uccelli lodano il Signore, non per scelta, però erano proprio disegnati per farlo. Per farlo. Bella questa frase. Disegnati per farlo, bellissimo. Se non ci sono testimonianze, bene, andiamo avanti con la cena del Signore. E dal capitolo 61 di Isaia leggeremo. Lo potete vedere anche sullo schermo. Lo Spirito del Signore di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. Una nuova veste, vediamo, no? In questi versetti. Oggi esistono varie forme di libertà. Si sente spesso parlare di libertà civile, libertà politica, libertà sociale. Addirittura adesso le leggo proprio di libertà fisica, cioè il diritto di disporre della propria persona senza coercizioni fisiche o materiali, la libertà morale, cioè il diritto di disporre liberamente di sé non solo senza coercizioni, ma anche senza quegli obblighi che sottopongano la persona all'altrui potere, eccetera, eccetera. Ma c'è una libertà che spesso viene ignorata. Qual è questa libertà? È la libertà che poi ci rende schiavi per l'eternità. E non si può proprio parlare in questo mondo. Liberarsi del peccato è una cosa che non puoi più dire, quasi non puoi più dire. Tra un po' verranno anche nelle chiese e verranno a dirci che non dobbiamo più parlare di questo. Già alcune chiese, non voglio fare nomi, la Chiesa Cattolica,
cerca di non parlare di peccato, di peccatori, cerca di deviare questo argomento. Ma la Bibbia ne parla. Dobbiamo dire alla gente: devi liberarti del tuo peccato. Il peccato in tutta la sua forma ci condanna ad uno stile di vita che all'apparenza ci fa sembrare delle persone contenti, ma poi ci svuota di tante altre cose. Sembra sempre che ci manca qualcosa. Sei solo, sei nella desolazione, nella solitudine del peccato. E a volte siamo avvolti in questi rimorsi che poi la vita spesso ci avvolge. Ma trascorrere le giornate con Dio rende l'uomo protetto, consolato, avvolto della gloria che ci viene trasmessa dalla ricchezza che la parola di Dio contiene. È un contenitore d'amore Dio. Ha voluto condividere fin dall'inizio con l'uomo tutto questo e oggi continua ad offrire questa condivisione con il sacrificio di Gesù. Ne parliamo spesso, siamo a volte ripetitivi, parliamo sempre della stessa cosa. Che noiosi questi evangelici. Ma noi vogliamo dirti che tu puoi liberarti da queste catene. Puoi, come dice la parola, avere un mantello nuovo. Al posto del diadema, cenere, olio di gioia invece di dolore. Guardate questa veste nuova che Gesù ha creato per ognuno di noi. Questo è il momento giusto. Oggi è il tuo giorno. Il Signore sta bussando alla tua porta. Non aspettare. Esistono tante libertà, ma hai ignorato fino adesso quella più importante, la libertà che Gesù vuole darti. Amen. Volevo invitare qui il fratello Joseph, se mi dà una mano a pregare per i simboli e anche a distribuirli. Joseph, puoi pregare dal microfono. Buongiorno a tutti. Signore, in questo momento abbiamo l'opportunità di lodarti. Facciamo la cena del Signore come un rinnovo della nostra fede e anche un ricordo del tuo sacrificio per noi. Ha sacrificato la tua vita come uomo, come carne, per liberarmi del peccato. Grazie Signore. In nome di Gesù. Amen. Amen.
Grazie per la croce, oh Dio, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio. Grazie per la croce, oh Dio. Grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio. Che grande amore, grazia mi donò. Inchiodaron le sue mani, con amor soffrì per me, il suo sangue mi lavò. Adesso so che Gesù mi perdonò. Degno è l'agnello, siede sopra il trono, di gloria una corona, regna in vittoria. Innalziam Gesù, il figliuol di Dio, colui che crocifisso fu. Grazie per la croce, oh Dio. Grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio. Che grande amore, grazia mi donò. Inchiodaron le sue mani, con amor soffrì per me, il suo sangue mi lavò. Adesso so che Gesù mi perdonò. Degno è l'agnello, siede sopra il trono, di gloria una corona, regna in vittoria. Innalziam Gesù, il figliuol di Dio, colui che crocifisso fu. Degno è l'agnello, degno è l'agnello, degno è l'agnello. Buongiorno a tutti.
Vogliamo pregare un momentino? Signore nostro Dio, siamo davanti alla tua parola. Vuoi tu parlarci, comunicare ai nostri cuori, esaminarci? Se c'è qualcosa che non va, metti il dito proprio sulla piaga. Signore, vogliamo crescere, vogliamo conoscerti di più. Parlaci affinché noi possiamo sentire la tua voce per mezzo della tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Il mio messaggio non centrerà su questo che sto per dire, però almeno vorrei introdurre il concetto di questo messaggio con questo qui. Penso che noi tutti conosciamo la storia di Davide e Golia. Anche il mondo non credente conosce la storia di Davide e Golia. Ma riflettiamo un momentino sui dettagli di questa storia. Saul era diventato il primo re della nazione di Israele in circa l'anno 1050 avanti Cristo. E dopo diversi anni del suo regno, l'esercito di Israele si trovava in guerra contro l'esercito dei Filistei. I Filistei avevano invaso il territorio della tribù di Giuda in Israele e sentendo di questa invasione del loro territorio dalla parte dei Filistei, Saul e i suoi soldati si radunarono e si schierarono in battaglia contro i Filistei. Poi, prima che cominciò la battaglia, qualcosa particolare è successo. Dall'accampamento dei Filistei uscì un uomo, non qualsiasi, un guerriero, campione di nome Golia, dal paese di Gat in Filistia, che era alto oltre 3 metri. Oltre 3 metri. Voi che conoscete Diego e pensate che era un po' alto, aggiungi 1 metro e qualcosa in più. Un vero e proprio gigante. Ad un certo punto il gigante guerriero filisteo Golia si fermò e rivolto all'esercito di Israele ha gridato: perché uscite e schierarvi in battaglia? Non sono io il filisteo e voi dei servi di Saul? Scegliete uno dei vostri e scende contro di me. Se egli potrà lottare con me ed uccidermi, allora noi saremo vostri servi. Ma se io sarò vincitore e lo ucciderò, voi sarete i nostri sudditi e ci servirete. E poi aggiunge: io lancio oggi questa sfida a disonore della schiera di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo. Riccardo, se tu fossi Saul, il comandante, sarebbe una scelta facile? Nemmeno per sogno. Chi andrebbe contro questo uomo di 3 metri? Il massimo che avete forse 1,90 metro, 1,80 metro. E quando i soldati di Saul hanno sentito le parole di Golia e hanno visto la sua presenza imponente, erano tutti scoraggiati, impauriti, come anche noi saremmo. Nessuno dell'esercito di Saul voleva affrontarlo da solo. Tutti erano terrorizzati di lui. E questa scena imbarazzante e umiliante si ripeteva 2 volte al giorno, mattina e sera, giorno dopo giorno. Per 40 giorni è successo questo. Nessuno in Israele aveva il coraggio di andare a combattere contro il gigante. Nel frattempo, Isai, un uomo israeliano di Betlemme, di Giuda, il padre di 3 soldati nell'esercito del re Saul, volendo avere notizia su come stavano andando le cose con questi 3 figli, chiamò il suo figlio più piccolo, Davide, e lo manda
dall'accampamento dell'esercito di Israele. E Davide, arrivando là, ha sentito anche lui la sfida umiliante di Golia contro l'esercito di Israele e contro il Dio di Israele. E Davide, sentendo la sfida del nemico gigante, ma sentendo anche del premio che il re Saul prometteva al soldato dell'esercito di Israele che combatteva e vinceva il duello contro Golia, decide lui di accettare la sfida e di andare a combattere contro il gigante Golia. Anche se il re Saul aveva dei dubbi su Davide a causa della sua giovanissima età, della sua totale mancanza di esperienza in guerra, egli decide di mandarlo lo stesso contro Golia, perché nessun altro fra i suoi soldati aveva il coraggio di farlo, di affrontarlo. Colonnello, tu manderesti qualcuno, diciamo, a combattere in questo modo che non ha nessuna esperienza di forse 15 anni, 14 anni, 16 anni? È una cosa assurda. Ma pensiamoci, ragioniamo un momentino su questo duello. Umanamente parlando, quale possibilità aveva Davide per vincere un duello a morte contro un guerriero con tantissima esperienza come il gigante Golia? Golia era un soldato professionista tutta la sua vita. Era oltre 3 metri di altezza. Aveva addosso un elmo di bronzo che proteggeva la sua testa, una corazza di bronzo che proteggeva proprio il petto, delle gambiere di bronzo che proteggevano le sue gambe. In più aveva uno scudo che lo portava davanti a lui, il suo scudiero. Come armi offensivi, Golia aveva con sé un giavellotto enorme di bronzo, una spada molto grande, e Golia aveva sulle spalle anche tanti anni di esperienza nella guerra, tanti anni di esperienza. Sembra dal testo che era non soltanto un bravo combattente fra i soldati filistei, ma probabilmente era il soldato guerriero campione fra tutti i soldati filistei. Davide invece era un ragazzo. Secondo gli esperti dell'Antico Testamento non aveva più di 15-16 anni, non più di 15-16 anni. Era un semplice pastore delle pecore di suo padre. Non aveva nessuna esperienza nelle guerre. Non indossava niente come protezione per il suo corpo. Non aveva né una spada, né un giavellotto, né un coltello. Soltanto un bastone, una fionda e 5 pietre lisce nel suo sacchetta da pastore. Niente altro. Di nuovo, umanamente parlando, quale possibilità aveva Davide di vincere questo duello contro il gigante guerriero Golia? Umanamente parlando, 0, o meno di 0. Ma Davide aveva una persona invisibile accanto a sé che combatteva per lui, Dio in persona. E Dio aveva un altro piano per la vita di Davide. Egli aveva già scelto Davide per essere il prossimo re di Israele, dopo Saul. Il profeta Samuele lo aveva già unto Davide privatamente come re. E durante il combattimento Dio ha sovranamente guidato la pietra lanciata dalla fionda di Davide a colpire Golia sulla fronte, in modo tale che il gigante cade a terra inconscio, permettendo a Davide di correre a lui, tirare fuori la spada di Golia dalla sua guaina, ammazzarlo e poi tagliare la testa, tagliare via la testa. Una cosa incredibile. Una situazione umanamente impossibile. Ma ricordiamo chi gestisce, chi regna
sovranamente su questo universo. Quando Dio sta dalla nostra parte, Egli combatte per noi e sovranamente determina il risultato e l'andamento della situazione. Ma stamattina vogliamo considerare un'altra situazione simile nel capitolo 23 del Libro degli Atti. 23 del Libro degli Atti, che umanamente parlando sembra proprio impossibile. Ma anche in questo caso vedremo che la sovranità di Dio determinerà il risultato e l'andamento della situazione. Andiamo a leggere Atti 23, da 11 a 24. La notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: fatti coraggio, perché come tu hai testimoniato, o tu hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu lo renda anche a Roma. E quando fu giorno, i giudei ordirono una congiura e con imprecazioni contro se stessi fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. Quelli che avevano fatto questa congiura erano più di 40. Si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani e dissero: abbiamo fatto voto, scagliando l'anatema contro noi stessi, di non mangiare nulla finché non abbiamo ucciso Paolo. Perciò voi, con il Sinedrio, presentatevi al tribuno per chiedergli di condurlo giù da voi, come se voleste conoscere più esattamente il suo caso. E noi, prima che egli arrivi, siamo pronti ad ucciderlo. Ma il figlio della sorella di Paolo, venuto a sapere dell'agguato, corse alla fortezza e entrato riferì tutto a Paolo. E Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse: conduci questo giovane dal tribuno, perché ha qualcosa di riferirgli. Egli lo prese, la condusse dal tribuno e disse: Paolo, il prigioniero mi ha chiamato e mi ha pregato di condurti questo giovane che ha qualcosa di dirti. Il tribuno lo prese per mano e, appartatosi con lui, gli domandò: che cosa hai da dirmi o di riferirmi? E egli rispose: i giudei si sono messi d'accordo per pregarti che domani tu riconduca giù Paolo nel Sinedrio, come se volessero informarsi meglio del suo caso, ma tu non dare retta a loro, perché più di 40 uomini di loro li tendono un agguato e con imprecazioni contro se stessi hanno fatto voto di non mangiare né bere finché non lo abbiano ucciso. Ora sono già pronti, aspettando il tuo consenso. Il tribuno dunque concedò il giovane dopo avergli raccomandato di non parlare con nessuno di quanto li aveva svelato. Poi, chiamati 2 centurioni, disse loro: tenete pronti fin dalla 3ª ora della notte, dalle 9 di sera, 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesarea. E abbiate pronte delle cavalcature per fare montare su Paolo, perché sia condotto sano e salvo dal governatore Felice. In questo caso, in questo evento, che è successo più di 1000 anni dopo la storia di Davide e Golia, più di 40 uomini, più di 40 giudei, pieni di odio verso Paolo, hanno complottato contro Paolo, tenendo maliziosamente un tranello per ucciderlo. Poi più di 40 uomini armati contro uno indifeso. Cioè 40 uomini armati
contro un uomo indifeso. Quale possibilità c'era che Paolo scappasse da una morte quasi garantita? Come nel caso di Davide contro il gigante Golia. Umanamente parlando, la possibilità era zero. Allora, da questo passo affascinante, vogliamo considerare alcune verità in riguardo alla sovranità di Dio, che opera nella vita dei suoi figli, nell'andamento della storia umana. Ecco la prima verità, o lezione per noi oggi. Dio regna sulla vita dei suoi figli. Dio regna sulla vita dei suoi figli. Abbiamo visto dal versetto 11 fino al 16 proprio questa idea. Egli ha un piano per la vita di ciascuno dei suoi figli e delle sue figlie. Dio ha un piano per la vita di ogni suo figlio. Versetto 11. La notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: fatti coraggio, perché come ha reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Poi il versetto 9, capitolo 9, Atti 9, 15 e 16 dice già molto prima, diversi anni prima. Ma il Signore gli disse: va, perché egli, Paolo, è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Già avevano un piano per Paolo. Dio aveva un piano per la vita dell'Apostolo Paolo, punto e basta. Nella volontà di Dio per la sua vita, Paolo doveva, testimoniare di Cristo davanti ai popoli gentili, cioè non ebrei, davanti ai re, incluso anche Cesare di Roma, e davanti ai figli di Israele. Era anche nel piano di Paolo, il piano di Dio per Paolo, che doveva soffrire per Gesù. Infatti nel capitolo 11 della seconda lettera ai Corinzi, egli racconta una parte delle sue sofferenze per Cristo. È stato messo in prigione diverse volte, ha subito tanti percossi, spesso rischiava la morte. 5 volte ha ricevuto 39 frustrate. 3 volte è stato battuto con le verghe. 1 volta lapidato. 3 volte era coinvolto in naufragi nel mare, passato un giorno e una notte negli abissi marini. Spesso era in pericolo dei fiumi, dei briganti per strada, eccetera, eccetera. Alla fine della sua vita, alla conclusione del suo secondo processo davanti a Cesare a Roma, è stato condannato a morte e poi decapitato. Tutte queste cose era nel piano di Dio per la vita di Paolo. E Dio l'ha detto chiaro e tondo. Non con grandi dettagli, però ha detto chiaro e tondo. E come Dio aveva un piano per la vita dell'Apostolo Paolo, lui ha anche un piano per la vita di ciascuno dei suoi figli. Se tu sei qui stamattina e sei nato di nuovo o nata di nuova, come figlio o come figlia di Dio, Dio ha anche un piano per la tua vita. Dio ama ciascuno di noi e vuole il nostro bene. Ascoltiamo quello che egli dice ai figli di Israele ad un certo momento molto difficile della loro storia. In Geremia 29, versetti 11 e 13. Io conosco i piani che sto progettando sul vostro conto, dice il Signore, piani di pace e non di sventura, per darvi un futuro pieno di speranza. Wow. Mi invocherete e camminerete dietro di me, mi pregherete ed io vi ascolterò, mi cercherete e mi troverete, poiché allora mi consulterete con tutto il vostro cuore.
perché Dio ci ama, il piano che Egli ha per la nostra vita è un piano di pace e non di male, per darci un futuro pieno di speranza. L'unica cosa che potrebbe ostacolare o bloccare il piano di Dio per la nostra vita è se noi dovessimo scegliere, noi, di disubbidire a Dio e vivere la nostra vita come vogliamo noi. Dio è interessato in ogni dettaglio della nostra vita, ogni dettaglio, anche piccolo. Lui sa meglio di noi le nostre esigenze e i nostri bisogni e Lui soddisferà ogni nostro bisogno secondo il suo piano e nel suo tempo. Non necessariamente nel nostro tempo, nel suo tempo. Voi giovani, e forse non così giovani, che desiderate trovare la persona giusta come marito e moglie, pensate che Dio non è consapevole del vostro bisogno, il desiderio in questo ramo della vostra vita? Pensate che Lui non è interessato con chi ti sposerà? Vi garantisco, Egli è più interessato di te di queste cose. E se è nel suo piano per te di sposarti, Egli ti guiderà alla persona che Egli ha scelto per te nel momento giusto che Egli ha scelto. Ma forse tu mi dici, ma Davide, guarda in giro, non ci sono tante possibilità nella nostra chiesa qui a Udine. Forse dovrei trasferirmi a Milano, a Bologna, a Roma, o un'altra città più grande, dove ci sono più credenti e potenziali partner. Attenzione. Dio non è limitato dall'apparente mancanza attuale della persona giusta per te qui a Udine. Se lo sposarsi è nel suo piano per te, nel suo tempo e in modo suo, Egli muoverà la terra e il cielo per far arrivare la persona giusta che Egli ha scelto proprio per te. Dio è fortemente interessato della persona con cui ti sposerai. Ma non soltanto con questo aspetto della tua vita, Egli anche ha un piano per te in riguardo al lavoro che fai, ai figli che avrai ed ogni altro dettaglio della tua vita. Fidati nella sua capacità, nel suo provvedimento per te. Prega e aspetta. Fidati. Dio ha un piano per la vita di ciascuno dei suoi figli. Basta ubbidirlo e lasciare a Lui guidare e regnare su ogni aspetto della tua vita, della nostra vita. Il fatto che Dio regna sovrano sulla vita dei suoi figli significa anche che Egli regna sovranamente sul momento quando ciascuno di noi morirà. Lui regna anche su questo. Versetto 12, 13, 15. 12, 13, 16. Quando fu giorno, i giudei ordinarono una congiura. Con imprecazioni contro se stessi, fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. O quelli che avevano fatto questa congiura erano più di 40. Ma il figlio della sorella di Paolo, venuto a sapere dell'agguato, corse alla fortezza e entrato, riferì tutto a Paolo. I giudei hanno programmato la morte di Paolo per la mattina seguente, ma Dio aveva un altro piano per la morte di Paolo. Diversi anni più tardi nella sua vita. Dio è Dio e soltanto Lui stabilisce la data della morte dei suoi figli. Nell'anno 2008 mia mamma è caduta a casa in South Carolina, in America, e ha rotto la parte sopra del femore, sinistro. E quando il medico specialista l'ha operata, egli, che ha fatto migliaia e migliaia di queste operazioni, ha tagliato un nervo in più. Mia mamma non poteva più camminare, doveva muoversi soltanto da quel momento in poi, solamente in sedia a rotelle.
mia sorella, non essendo in grado di prendersi cura di mia mamma, che è diventata disabile, ha deciso di metterla in una casa di riposo per gli anziani. Sentendo questo, richiede Dio, siamo subito tornati in America e entro una settimana l'ho tolto mia mamma da quella casa di riposo per gli anziani. Le infermiere che lavoravano alla casa di riposo ci hanno detto che mamma aveva forse 2 o 3 mesi, non più, di vivere. 2 o 3 mesi da vivere. Abbiamo affittato una casa nella mia città di provenienza e abbiamo portato mia mamma là per abitare con noi. Mesi dopo mesi la sua salute si è migliorata. Dopo 9 mesi là abbiamo chiesto a mamma se volesse tornare con noi in Italia. Lei era d'accordo. È tornata con noi in Italia nella primavera del 2009 ed è vissuto in casa nostra a Sistiana, vicino a Trieste, fino al 5 novembre 2017, quando è mancata a 97 anni e mezzo. Chi avrebbe mai detto? Secondo il medico e le infermiere, mia mamma doveva morire entro 2 o 3 mesi, invece ha vissuto 9 anni in più. È Dio che regna sovrano e determina Lui il giorno quando noi moriremo. Una seconda verità sulla sovranità di Dio è che Dio regna sovrano. Dio regna sovrano sui nostri avversari e nemici. Non soltanto sulla nostra vita, regna anche sovrano sui nostri avversari e nemici. Questo significa che Egli regna sovrano su ogni piano del nemico progettato contro di noi. Abbiamo già letto versetto 12-13 proprio quando hanno progettato questa congiura contro Paolo. Più di 40 uomini fatti. Dio, essendo onnisciente, conosce i piani del nemico prima che vengano formati nelle loro menti. Avete mai pensato? Non è che Dio sta in cielo e sta sparato non sapendo cosa fare perché non sa quello che i suoi nemici stanno pensando, progettando contro i suoi figli. Secondo Salmo 139, versetto 2, il Signore intende e comprende i nostri pensieri da lontano e riconosce i nostri pensieri prima che vengano formati dalla nostra testa. Quel giorno, quando quei 40 uomini in più hanno progettato un complotto contro il figlio suo, Paolo, Dio sapeva i loro piani e progetti malefici, anche prima che questi pensieri sono entrati e materializzati nella loro testa. Sapeva prima. Quando al lavoro o alla scuola o nella famiglia, o peggio ancora nella chiesa, qualcuno progetta qualcosa contro di te, potresti restare sicuro che Dio sapeva già di questo progetto malefico nella mente del tuo nemico prima che veniva formato nella sua testa. Dio è onnisciente, conosce tutti i nostri pensieri e anche tutti i pensieri dei nostri nemici. Il nostro Dio regna sovrano su ogni piano del nemico progettato contro di noi. Dio non viene mai preso in contropiedi. Mai. In più, il Dio che combatte per noi è più forte di questi 40 più nemici che sono contro di noi. Oppure potremmo anche dire, Dio è più forte di 200.000 nemici che combattono contro di noi. Ho detto 40 più, adesso più di 200.000. Quando Dio sta dalla nostra parte è impossibile perdere la battaglia. In Secondo Re, capitolo 19, leggiamo dell'evento terrificante nella storia del popolo di Israele, quando il re di Assiria, Sennacherib,
è venuto contro Gerusalemme il re di Giuda, Ezechia, con 185.000 soldati, forse anche di più, però vi spiego perché. Ben preparati, addestratti e loro hanno accerchiato, assediato Gerusalemme. Ma il re Ezechia era un re che amava e seguiva Dio. E quando ha saputo del piano di Sennacherib e dei suoi generali per soggiogare il popolo di Israele, egli si è ginocchiato davanti a Dio, presentando a lui in preghiera la sua situazione impossibile, umanamente parlando. E Dio le ha mandato una parola di grande incoraggiamento dalla mano del profeta Isaia. Ascoltiamo questa parola del Signore in Secondo Re 19, 32 e 36. Perciò così parla il Signore riguardo al re di Assiria. Egli non entrerà in questa città e non vi lancerà freccia, non la assalirà con scudi e non alzerà trincee contro di essa. Egli se ne tornerà per la via di cui è venuto e non entrerà in questa città, dice il Signore. Io proteggerò questa città per salvarlo, per amore di me stesso, per amore di Davide, mio servo. E poi, cosa è successo dopo? Cosa è successo dopo? Leggiamo il versetto 35 e 36. Quella stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì, cioè mette a morte, nell'accampamento degli Assiri, 185.000 uomini. Quando la gente si alzò la mattina, erano tutti cadaveri. Caspita. Un nuovo cimitero, proprio sul posto. Allora Sennacherib, re di Assiria, tolse l'accampamento, partì e se ne andò a Nineve, dove rimase. Dico più di 185.000, solo quella erano morti, però c'erano gli altri che hanno visto questo e sono scappati subito. Quando Dio sta dalla nostra parte, quando Egli combatte per noi, chi può sconfiggerci? Nessuno. Come dice l'Apostolo Paolo in Romani 8:31, chi diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E chi importa chi è tra noi, se Dio è con noi? Infatti, Dio ha sempre un modo di proteggerci e difenderci dall'amico, in qualunque circostanze, secondo la sua volontà. Leggiamo ancora il versetto 16 fino a 24. Questa, scongiura era già fatta. La trappola è fatta. Ma, versetto 16, il figlio della sorella di Paolo, venuto a sapere dell'agguato, corse alla fortezza e entrato riferì tutto a Paolo. E Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse: conduci questo giovane dal tribuno, perché ha qualcosa da riferirgli. E lo prese e lo condusse dal tribuno e disse: Paolo, il prigioniero, mi ha chiamato e mi ha pregato di condurti questo giovane, che ha qualcosa da dirti. Il tribuno l'ha preso per mano e, appartatosi con lui, gli domandò: che cosa hai da riferirmi? E gli rispose: i giudei si sono messi d'accordo per pregarti che domani tu riconduca giù Paolo nel Sinedrio, come se volessero informarsi meglio del suo caso. Ma tu non dare retta a loro, perché più di 40 uomini di loro li tendono un agguato e con imprecazioni contro se stessi hanno fatto voto di non mangiare né bere finché non lo abbiano ucciso. Ora sono pronti, aspettando il tuo consenso. Allora il tribuno dunque concedò il giovane, dopo avergli raccomandato di non parlare con nessuno di quanto gli aveva svelato. Poi, chiamati 2 centurioni, disse loro: tenete pronti fin dalla terza ora della notte 200 soldati, 70 cavalieri, 200 lancieri, per andare fino a Cesarea.
e abbiate pronte delle cavalcature per farvi montare su Paolo, perché sia condotto sano e salvo dal governatore Felice. Secondo voi, era soltanto una coincidenza di puro caso che il nipote di Paolo, il figlio di sua sorella, stava lui stesso nella vicinanza di questi giudei e ha sentito loro con i propri orecchi quando loro progettavano il complotto contro Paolo? O che qualche amico del nipote l'ha sentito, gli ha riferito il loro piano? Secondo voi era soltanto una coincidenza di puro caso? O, questo ma dice tutto, o era la mano di Dio dietro la sua presenza là, o come dice mia figlia, un'azione divina, a God thing, che il nipote si trovava là, in quel giorno, in quel momento. Poi il nipote si è corso subito alla fortezza militare e entrando condivide il complotto con suo zio. Poi Paolo, chiamando a sé un centurione, li prega, diciamo, di portare il suo nipote dal comandante. E quando il tribuno sente quello che il nipote di Paolo rivela a lui, apparentemente è rimasto completamente convinto di quello che gli è stato rivelato. Lui chiama subito 2 dei suoi centurioni, gli ordina di preparare una scorta di 470 soldati, 200 soldati della fanteria, 200 lancieri e 70 cavalieri. Penso che è abbastanza per combattere contro 40. E molto meglio anche armati, per proteggere e per accompagnare Paolo da Gerusalemme a Cesarea, dal governatore romano Felice. E quello che mi piacerebbe sapere, questo qui mi piacerebbe proprio sapere, è cosa è successo a quei 40 più uomini giudei che avevano fatto un voto di non mangiare e non bere niente finché non avevano ucciso Paolo. Domanda, tutti sono morti di fame e di sete? Noi non sappiamo, ma dubito tanto. Dio sa in anticipo tutti i piani malefici contro di noi, prima che vengano nella mente dei nostri nemici, e anche prima che vieni nella mente del diavolo stesso, e dei spiriti maligni, e Dio ha sempre un modo di proteggerci e difenderci dal nemico in qualunque circostanza, secondo la sua volontà. Vi do una piccola illustrazione della mia vita personale. Nel lontano 1978, durante l'estate, stavo imbiancando una casa, o la casa di una vedova anziana cristiana che avevo conosciuto durante il mio primo anno del servizio militare nello stato di Minnesota, molto nel nord, vicino a Canada. Circa 2100 chilometri da casa mia, non vicino. La donna era povera, la sua casa aveva un gran bisogno di essere imbiancato per allungare la vita di questa casa. Io ho deciso di fare una sorpresa a lei e di imbiancarla la casa gratuitamente, pagando anche per la vernice. Stranamente, un giorno, mentre stava a lavoro imbiancando la sua casa, una voce interna di me diceva, non udibile, però intorno di me mi diceva, Davide, nel prossimo futuro tu affronterai una grande tentazione del tipo morale. Preparati bene per essere pronto quando essa arriva. Non era una voce udibile, però era un'impressione così forte che sembrava udibile. Sono rimasto convinto che era la voce dello Spirito Santo che mi aveva parlato. Allora ho fatto a memoria tutto il capitolo 5, il capitolo 6 dei Proverbi, che parla di questo argomento, e diversi altri versetti nella Bibbia.
che trattano questo tipo di tentazione. Poi ogni giorno, passavo e ripassavo quei versetti nella mia mente, per farli fissare qua. Circa 2 anni più tardi, nell'autunno del 1980, mentre stavo imbiancando lo stesso tipo di casa per una famiglia della mia chiesa a Columbia, in South Carolina, prima di venire qui in Italia. Alla fine del penultimo giorno di lavoro, stava quasi per finire, per una casa grande, stava quasi per finire, mancava un giorno. Alla fine di questo penultimo giorno di lavoro, la moglie si è avvicinata a me, mi ha abbracciato fortemente, cominciava proprio a baciarmi sul collo. Subito ho sentito una voce dentro di me che mi diceva: Davide, questa è la tentazione di cui ti avevo avvertito. Grazie a Dio mi ha protetto e mi ha dato la forza di resistere questa tentazione e di non cadere nel tranello del diavolo. La cosa che mi fa riflettere è che Dio sapeva già tutto quello che sarebbe successo a me 2 anni in anticipo. Mi ha avvertito 2 anni in anticipo e poi mi ha aiutato di prepararmi bene per poter affrontare questa tentazione. Per me è una chiara conferma della verità che Dio regna sovrano sui nostri avversari e nemici e anche su Satana e i suoi demoni. In ultimo, stamattina, vogliamo riflettere brevemente su una terza verità sulla sovranità di Dio, che è Dio regna sovrano sui suoi progetti e sulle sue promesse. Versetto 11. La notte seguente, il Signore si presentò a Paolo e gli disse: fatti coraggio, Paolo, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la rende anche a Roma. Dio progettava e ha promesso a Paolo che lui testimonierebbe di Gesù a Roma. Dopo l'arresto di Paolo, mentre egli stava nella fortezza militare romana a Gerusalemme, che sta in alto su una collina sopra il tempio ebraico, Gesù si è presentato a lui, probabilmente in forma di un sogno, di una visione di notte. Gli ha rivelato che era necessario che egli rendesse testimonianza di lui anche a Roma, come egli aveva fatto già a Gerusalemme. La sua testimonianza di Gesù a Roma faceva parte del progetto di Dio per la vita di Paolo. E Gesù promette a Paolo che questo lo farebbe. È una promessa fatta da Gesù a Paolo. Dio ha dei progetti per la vita di ciascuno dei suoi figli, anche per la tua vita. Se tu sei un figlio o una figlia suo, Dio ha dei progetti per la tua vita. Nella Bibbia troviamo tante promesse che Dio ha fatto per noi, per ciascuno di noi. Sono là nelle scritture affinché le appropriamo e le applichiamo alla nostra vita, giorno dopo giorno. Ma domanda: cosa stai facendo con queste promesse che Dio ha messo lì, proprio per te e per me? Cosa stai facendo con queste promesse? Poi un secondo pensiero di pensare. Quello che Dio promette, egli porta al compimento. Versetto 23 e 24. Poi chiamati 2 centurioni, dice loro: tenete pronti, fino alla 3ª ora della notte, 200 soldati, 70 cavalieri, 200 lancieri, per andare fino a Cesarea. E abbiate pronte le cavalcature per fare montare su Paolo, perché sia condotto sano e salvo dal governatore felice. Capitolo 25 di Atti 25, qualche capitolo più avanti. Ma Festo, volendo fare cosa gradito a Giudei, disse a Paolo: ma tu vuoi salire a Gerusalemme ad essere giudicato in mia presenza intorno a queste cose? Ma Paolo rispose, io accorcio un po' le cose, Paolo rispose: io mi appello a Cesare. E Festo? Allora Festo rispose: beh, tu sei appellato a Cesare andrai. Quello che Dio promette
egli porta a compimento. Dio aveva promesso a Paolo che avrebbe testimoniato di Gesù a Roma, e così è stato. Dio ha portato il suo progetto per Paolo a compimento. Quando Dio promette qualcosa, lo porta sempre a compimento, come ha fatto con le sue tante promesse delle scritture. Per esempio, Dio ha promesso in Malachia 5 che il Messia sarebbe nato a Betlemme, e così è stato. Dio ha promesso in Isaia 53 che il Messia sarebbe sepolto con i ricchi, e così è stato. Dio ha promesso in Isaia 7 che il Messia sarebbe nato di una vergine, e così è stato. Eccetera, eccetera, eccetera. Le scritture sono piene delle promesse di Dio e dei loro adempimenti e di altre promesse che nel futuro devono ancora essere adempiute. Quello che Dio progetta e promette, egli porta a compimento nel suo tempo. Durante l'estate del lontano 1977, quando sono venuto in Italia per la prima volta per evangelizzare, non parlando italiano, però sono venuto qui, diciamo, per evangelizzare con la missione OM, Operazione Mobilitazione. Non parlavo niente di italiano, qualche frase, però niente altro. Una sera stavo in un roulotte a Gemona, circa 50 metri dalla casa dove adesso c'è la casa di Elio Miriam. Stavo in un roulotte e Dio mi parlava quella sera, dicendomi, perché io sono stato, diciamo, prima di fare la scuola biblica, avevo fatto 3 anni di militare, dell'aeronautica americana, e sono stato in Alaska il mio ultimo anno, e io ho fatto tanti viaggi fra gli eschimesi, tanti villaggi, e tantissimi villaggi non hanno nessuna testimonianza di Cristo. Io ho pensato, Signore, tu mi hai chiamato a servirti, meglio servirti forse qui in Alaska, dove non ci sono tanti eschimesi, non hanno testimonianza. Allora, invece di tornare a fare pastore nella mia chiesa o nella mia città o in quella mia zona, andrò in Alaska come missionario. Ma quella sera Dio mi ha parlato. Non con una voce udibile, però l'espressione era là. Davide, sì, io vorrei che tu mi servissi come missionario, però non in Alaska, ma qui in Italia. La pressione nella mia testa e nel mio cuore era così forte, allora io gli ho risposto, Signore, sono disposto a fare qualunque cosa che vuoi tu. Poi, dopo aver completato gli studi universitari per il master in teologia, dopo Dio mi ha guidato alla missione che Egli ha scelto per me, e nel suo tempo Egli mi ha provveduto tutto il sostegno necessario per poter servirlo qui in Friuli, Nord-Est Italia. Ormai sono qui in Nord Italia da oltre 42 anni. Con ogni probabilità mi seppelliranno qua, con ogni probabilità. Quello che Dio ha progettato e promesso a me, Egli ha portato a compimento nel suo tempo. Quello che ha fatto per Paolo è quello che ha fatto per me. No, io non sono, diciamo, Paolo è così alto, io sono proprio sottoterra paragonato a lui, però quello che ha fatto per Paolo è quello che ha fatto per me, e lo farà per te se tu sei disposto a seguirlo con tutto il tuo cuore. Quella è la cosa più principale, se tu sei disposto a seguirlo con tutto il tuo cuore. Il segreto della benedizione di Dio nella nostra vita si trova in Proverbi 3, 5, 6, versetto 5 e 6. Confida nel Signore con tutto il cuore, tutto il tuo cuore. Non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie, come Signore, in tutte le tue vie, ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Vuoi che Dio realizza i progetti che Lui ha per te, per la tua vita? Allora diglielo, e poi applica questi versetti alla tua vita. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore, non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo come Signore in tutte le tue vie, ed Egli appianerà i tuoi sentieri. E ricordiamo sempre che Dio regna sovrano sulla vita dei suoi figli
Egli regna sovrano sui nostri avversari e nemici. E Dio regna sovrano sui suoi progetti e sulle sue promesse. Vogliamo pregare? Signore nostro Dio, tu sei sovrano, tu regni. Padre, se c'è qualcosa qua, nella vita di qualcuno, che ancora un aspetto della sua vita non è sotto il tuo regno, sotto la tua guida, non è sottomesso a te, oh Padre, vuoi tu parlare? Metti il dito proprio sulla piaga. Oh Padre, noi desideriamo che tu regni supremo su ogni aspetto della nostra vita. E così, e soltanto così, troveremo la gioia di vivere per te. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Perché egli vive, affronterò il domani. Perché egli vive, paura non ho. Perché io so che so il futuro. Gioioso è vivere sol perché vivente egli è. Perché egli vive, affronterò il domani. Perché egli vive, paura non ho. Perché io so che so il futuro. Gioioso è vivere sol perché vivente egli è. Amen. Vogliamo chiudere questo culto in preghiera, vogliamo salutarvi anche a voi a casa in preghiera. Abbiamo ascoltato la parola del Signore, ci ha toccato il cuore, sapendo che il Signore quando promette qualcosa per noi lo porta a compimento, così come ha fatto per i discepoli, così come ha fatto per gli uomini e le donne che hanno abbracciato la fede in Cristo Gesù. Preghiamo. Signore nostro Dio, noi vogliamo pregarti per il culto di oggi, per la parola che abbiamo ascoltato, per i canti che abbiamo cantato, per le preghiere, Signore, che sono state fatte tutte per la tua gloria, Signore. Voglia tu benedire il culto di oggi, i presenti, gli assenti, coloro che sono ammalati. Voglia tu benedire, Signore, tutte le mamme che sono connesse con noi e che sono in sala, Signore, quelle che sono in sofferenza e che nascondono il proprio dolore nel proprio cuore, le mamme che sono addolorate, sono ammalate, le mamme che gridano il tuo nome e che hanno bisogno di te, Signore. Fai sentire la tua gioia nei loro cuori oggi, Signore. Possa tu benedire la vita di ognuno di loro. Possa tu portare, Signore, la parola della grazia nella vita delle famiglie che sono a casa e in sala. Amen.